Amiche e carissimi amici di RPL, di nuovo un cordiale buongiorno da Antonio Verna, benvenuti al nostro programma del giovedì a quest'ora dalle 13:10 alle 14, legato ai temi che riguardano l'Europa e alle prossime elezioni europee. Vi ricordo il numero per intervenire in diretta, che è lo 0266 20 35 29, ed anche il numero affinché voi possiate mandarci i vostri messaggi scritti e vocali, numero che è il 346 64 277 56. Allora vi ricordo che quest'oggi, mi dice dalla regia Giulio Carnelli, che saluto, su per giù per le 14 il direttore Giulio Cainarca sarà ospite alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora su Rai Radio 2. Oggi più tardi, verso le 14, Giulio Cainarca sarà ospite di questa trasmissione. Allora, nell'attesa di collegarci con i nostri ospiti che ci faranno compagnia in questa oretta, guardiamo le ultime notizie che ci giungono dall'Europa. Allora, sulle europee interviene il presidente Juncker e dice: i fan del nazionalismo stupido pagheranno. Il presidente della Commissione europea dice: serve sano patriottismo, è probabile che la dimensione dei gruppi politici al Parlamento europeo cambi e questo avrà un riflesso sulla composizione delle istituzioni. Gli entusiasti del nazionalismo stupido dovranno pagare un prezzo, lo ha detto Juncker in un'intervista ad un giornale ungherese. Dice: rispetto alle nazioni, non si può costruire un'Unione Europea contro la volontà delle nazioni, ma si può costruire contro i nazionalismi. Serve sano patriottismo, dice Juncker, e noi ce l'abbiamo. All'intervistatore che chiede a Juncker di dare esempi pratici rispetto all'avvertimento, il presidente dell'esecutivo comunitario spiega: dirò qualcosa che non ho mai rivelato in pubblico, e cioè che nel 2014 ho respinto i candidati di 6 Stati membri. Il presidente della Commissione preferisce non entrare nei dettagli sull'identità o il paese di provenienza dei candidati respinti, ma spiega: leggo molto su come i governi si spartiscono gli incarichi della Commissione e di come mercanteggino, ma il sistema non funziona così. Il presidente ha il potere di fissare gli obiettivi e allocare le deleghe ai candidati che gli Stati membri propongono. Presumo che sarà così anche quest'anno. Poi il Parlamento europeo deciderà se dare il suo benestare. Questo è un sistema democratico, dice Juncker, non un gioco di burocrati lontani. E sempre dalle notizie che riguardano l'Europa, guardiamo un po' sempre sulle europee. È il record di visualizzazioni per un video sull'Europarlamento. Il corto "Scegli il tuo futuro" sensibilizza al voto e ai valori dell'Unione Europea. Ha avuto un record di visualizzazioni secondo i dati resi noti dall'Europarlamento. Dal suo lancio questo video, dallo scorso 25 aprile, è stato visualizzato più di 75 milioni di volte. Diretto da un regista francese, Frédéric Plançon, il film punta a sensibilizzare gli europei ai valori, alle emozioni e alle responsabilità che condividono, invitando ad andare a votare. Allora, dalla regia Giulio Carnelli mi dà l'ok. Abbiamo Vito Comencini, deputato della Lega, membro della Commissione Affari Esteri. Ciao Vito, buongiorno, bentornato. Che si dice? Buongiorno a tutti. Che si dice? Raccontaci un po' di incontri interessanti nella tua commissione, no? Sì, abbiamo avuto dei passaggi importanti nei giorni scorsi in aula con la votazione di alcune ratifiche di accordi importanti come con il Kenya per l'estradizione dei criminali che chiaramente eventualmente potrebbero nascondersi in Kenya e altrettanto per mandare nel loro paese a scontare la pena i criminali che magari si trovano nel nostro paese però che sono kenyoti, quindi questo poi è un trattato altrettanto importante con la Serbia ed uno col Kazakistan sempre in materia di estradizione, quindi passaggi importanti, anche se ovviamente adesso il tema più caldo che riguarda gli esteri è la questione in particolar modo libica, insomma si è tenuta molto l'attenzione. Adesso verrà istituita una
indagine conoscitiva per capire quello che è lo stato della situazione appunto in Libia e capire insomma come prevenire anche eventuali problemi e ricadute sul nostro paese. E quindi ecco un aspetto molto importante che ci riguarda da vicino, anche se ovviamente attenzione massima anche, come sapete, sul Venezuela, sì, essendo che c'è una comunità importantissima di italiani là e la situazione è sempre più delicata e critica da certi punti di vista, insomma. certo. Senti Vito, che ne pensi delle ultime elezioni in Spagna? Un risultato per quanto ci riguarda molto importante, molto positivo per quello che riguarda questo successo di Vox, quindi un partito identitario, un partito che rispecchia molto i nostri ideali, i nostri valori da tanti punti di vista, anche se ovviamente un'attenzione di interesse e anche di massimo rispetto c'è anche nei confronti dei movimenti indipendentisti o comunque autonomisti catalani, che anch'essi insomma comunque hanno ottenuto un risultato molto importante e quindi comunque movimenti identitari, seppur con obiettivi diversi, che fanno sì che ci si prospetta alle elezioni europee anche lì con delle possibilità molto importanti, insomma, ecco. Certo. Mentre c'è stata evidentemente una caduta totale del Partito Popolare spagnolo, che dimostra insomma che questa tendenza di questi partiti tra virgolette di centrodestra, che però non hanno tenuto posizioni non molto chiare in questi anni, adesso pagano le conseguenze di questi loro atteggiamenti ambigui, credo. Certo, senti Vito, per quanto riguarda le prossime elezioni europee, il 26 maggio, c'è un appuntamento importante prima di queste elezioni, è precisamente il 18 maggio a Milano, no? Ci sarà il ministro Salvini, tu ci sarai. Come è organizzata la giornata? Se sai qualche notizia in più. Assolutamente sì, è un'occasione importantissima per dare, diciamo, lo slancio finale o quasi, insomma, l'ultima settimana poi che seguirà di campagna elettorale. Milano, insomma, che comunque porta bene, soprattutto insomma noi della Lega, visto insomma la famosa manifestazione Stop Invasione che avevamo fatto qualche anno fa e altre manifestazioni che sono sempre state di grande successo, e quindi è un'occasione importantissima per ragionare molte persone e trasmettere il messaggio della Lega e di Matteo Salvini in maniera molto forte, quello che purtroppo spesso i media non fanno, ma per fortuna riusciamo a utilizzare altri strumenti, come anche sicuramente la piazza è uno strumento fondamentale. Certo, benissimo. Allora Vito, io ti ringrazio, ci risentiamo giovedì prossimo, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, altrettanto. Grazie mille. Allora, adesso abbiamo i nostri prossimi ospiti, un amico di questa trasmissione, di questa radio, abbiamo Alessandro Rico, giornalista della Verità. Ciao Alessandro, buongiorno. Ciao, buongiorno a te e agli ascoltatori. Grazie mille, come sempre disponibile, grazie per aver accettato il nostro invito. E poi abbiamo ospite, suppongo per la prima volta, abbiamo il dottor Francesco Giubilei, che è praticamente il presidente di Nazione Futura e della Fondazione Tatarella. Giusto? Buongiorno dottor Giubilei. Buongiorno e grazie per l'invito. Grazie mille, è la prima volta qui in radio? Nel vostro programma sì, ma in passato ero stato invitato altre volte. Benissimo, allora grazie mille per aver accettato il nostro invito e grazie anche ad Alessandro. Allora chiedo a tutti e due, dapprima con Alessandro. Alessandro, parliamo di Spagna, no? Chi ha vinto e chi ha perso queste elezioni che si sono tenute lo scorso weekend, e poi Francesco intervieni tu subito dopo. Prego Alessandro. Indubbiamente il partito del Premier Sánchez, il Partito Socialista, ha avuto un ottimo risultato, sopra il 28%, e indubbiamente il Partito Popolare invece ha avuto un pessimo risultato, insomma non serve nemmeno commentarlo da questo punto di vista. Il discorso però è che c'è qualcuno che ha brindato presentandosi come vincitore di questa elezione, cioè l'Europa, cioè l'Unione Europea, e che però motivi di festeggiare non ne ha, perché poi in realtà la situazione politica della Spagna è tutt'altro che stabile, nel senso che è vero che il partito di Sánchez ha preso una buona percentuale, ma non è in grado di garantire una maggioranza stabile, come non era in grado di farlo prima, e prima ancora di lui il partito di Rajoy. Sì. Quindi c'è di fatto un'instabilità politica permanente. Sánchez dovrebbe, poi loro avevano annunciato che avrebbero voluto fare un governo monocolore,
ma l'alternativa era addirittura appoggiarsi agli indipendentisti, sia i nazionalisti, i baschi, insomma tutta quella galassia molto composita, i cantabrici, i canari e via dicendo, ma sia addirittura agli indipendentisti catalani, che però il PSOE vuole evitare come la peste, perché giustamente anche li considera molto inaffidabili. Per cui alla fine il governo monocolore che vuole fare Sanchez rischia di tradursi, come avevo scritto sulla Verità qualche giorno fa, in un governo della non sfiducia, cioè quelle figure che familiari agli nostri ascoltatori che magari si ricordano la Prima Repubblica e si ricordano quei governi Andreotti che si reggevano perché gli altri si astenevano in Parlamento dal votare la sfiducia, quindi insomma è tutt'altro che un governo stabile, che ci viene presentato dall'Europa come fosse il trionfo dell'europeismo, la sconfitta del nazionalismo, no pasaran, se puede, tutti questi motti trionfalistici. Ecco, addirittura Timmermans, il vicepresidente socialdemocratico della Commissione europea, ha detto adesso è ora che gli europeisti si riappropriano degli spazi che si erano presi i populisti. Insomma, io sarei molto attento a cantare vittoria fossi loro, perché appunto quello che loro spacciano come un grande successo in realtà è una vittoria molto dimidiata. Peraltro l'Europa è riuscita in un capolavoro sia in Spagna sia prima in Francia, cioè a sdoganare definitivamente con la sua pessima gestione della crisi e con le politiche di austerità i partiti della cosiddetta estrema destra. Noi sui media siamo abituati a sentire dei nomi minacciosi, gli ultraconservatori, l'ultradestra. La verità è che poi con il malcontento che si è generato nella popolazione, noi abbiamo in Francia sdoganatissima la Le Pen che viaggia sopra il 20%, ed era una cosa impensabile, perché in Francia insomma c'è il tabù, l'ipoteca del collaborazionismo di Vichy. In Spagna abbiamo Vox che è passato praticamente in 3 anni dallo 0 al 10%, in un paese che dopo la fine del dictablanda, chiamiamola così, di Franco, aveva anche lì il tabù della destra, del fascismo. Quindi l'Europa semmai è riuscita a far risorgere partiti che nel dibattito liberal democratico dell'Europa prospera, della redistribuzione, della piena occupazione, non esistevano, non avevano alcuna voce in capitolo. Addirittura nel caso di Vox parliamo di un partito che forse rispetto alla Lega ha posizioni persino più radicali, perché è vero che la Lega ha partecipato al congresso delle famiglie a Verona, però non c'è proprio una unanimità sui temi etici. Vox invece è radicalmente antiabortista, antifemminista, antigender, quindi insomma è un partito che ha eppure è passato da 3 anni dallo 0 al 10%, trascinato certo dal successo in una regione conservatrice come è la regione dell'Andalusia, però è significativo questo dato, per cui fossi negli europei starei molto attento a festeggiare, visto anche che l'insuccesso dei popolari in Spagna. Allora, per quanto riguarda il PD, che è un altro che ha fatto grande giubilo per questa vittoria, starei attento, perché in realtà il ruolo del PD a questo punto in Europa si riduce di gran lunga rispetto al famoso 40% di Renzi, e quindi diciamo il Partito Socialista Europeo diventa attrazione spagnola semmai. Allora, dall'altra parte l'altra forza europea, europeista, cioè il PPE, di cui fa parte il Partito Popolare Spagnolo, a questo punto rischia di andare veramente tra le braccia dei cattivi sovranisti. D'altronde Salvini va a Budapest a incontrare Orban, che dovrebbe essere la testa di ponte per questa alleanza inedita tra il PPE e i sovranisti, perché chiaramente perdendo voti in Italia, perdendo voti in Spagna, perdendo voti in Germania, a un certo punto il PPE dovrà correre ai ripari, e per correre ai ripari non può che andare tra le braccia degli Orban e dei Salvini. Sì, allora Francesco, tu come hai visto i risultati di queste elezioni? Ma sono d'accordo con l'analisi di Alessandro, dove indubbiamente c'è stato un buon risultato da parte del Partito Socialista, che è comunque sotto al 30%, però mi concentrerei più anzitutto sul fallimento evidente del Partito Popolare, che ha quasi dimezzato i seggi al Parlamento ed ha ottenuto un risultato rispetto alle precedenti
elezioni molto più basse. E poi il dato realmente importante su cui dovremmo riflettere è il 10% che ha ottenuto Vox, perché per la prima volta entra nel Parlamento spagnolo con 24 seggi, una forza che definirei ancora prima che sovranista nazionalista, perché le posizioni di Vox sono delle posizioni fortemente nazionaliste, sono delle posizioni ancorate a quella che è l'ideologia e la storia della destra spagnola, seppure è vero che Vox ha sdoganato un elettorato abbastanza trasversale, che è quello che in Italia ha realizzato anche la Lega, quindi riuscendo ad attrarre il voto anche per esempio delle classi popolari che storicamente votavano a sinistra. E soprattutto il tema centrale di queste elezioni in Spagna è stato il discorso dell'indipendenza catalana. Si è giocato tutto sull'indipendenza catalana e il risultato di Vox va letto anche in quest'ottica, nel senso che Vox ha delle posizioni estremamente forti e contrarie nei confronti della possibilità dell'indipendenza catalana. Proprio un paio di giorni fa intervistavo il braccio destro di Abascal e mi diceva, riferendosi a Puigdemont, lo definiva addirittura un delinquente che si è macchiato di una delle più gravi colpe agli occhi di Vox, che è quella dell'unità spagnola. Quindi il risultato di Vox va letto anche nel tentativo di mantenere quella che è l'unità spagnola, e le difficoltà per costituire un governo da parte del Partito Socialista nascono proprio su questo punto, perché i numeri ci dicono che un governo da parte del Partito Socialista senza un'alleanza degli indipendentisti non potrà esserci. Nel momento in cui però il Partito Socialista, vi sono alcune frange che sono più possibiliste rispetto magari al Partito Popolare o a Vox stessa, nel momento in cui quindi il Partito Socialista andrà ad aprirsi, andrà a cercare un'alleanza sul territorio con gli indipendentisti, è chiaro che si potrebbe riaprire una nuova crisi di governo. E il sistema spagnolo, poi c'è anche una riflessione da fare su quello che è nella legge elettorale, il sistema elettorale spagnolo, perché è una nazione che negli ultimi anni è andata al voto tantissime volte, si stenta e si continua a non ottenere una maggioranza per un sistema molto proporzionale, e quindi che è evidente che anche in questo caso si rischia di bloccare nuovamente il paese. Quindi gli spagnoli credo dovrebbero fare anche una riflessione per cercare poi delle soluzioni di governo che possano effettivamente da un lato rispettare quella che è la sacrosanta volontà popolare, ma al tempo stesso garantire una governabilità, cosa che negli ultimi anni pare non essere realizzata. E soprattutto la grande stabilità della Spagna deriva da queste pulsioni indipendentiste che continuano ad avere anche da un punto di vista elettorale un peso molto consistente. E se è vero che in Catalogna sta perdendo sempre di più il peso e forza il partito di Puigdemont, è vero che al tempo stesso altre forze indipendentiste stanno sempre di più acquisendo potere, e soprattutto nell'ottica di quei 12 rappresentanti che ancora ad oggi sono in carcere accusati proprio di aver voluto e proclamato l'indipendenza della Catalogna. Quindi il tema su cui si giocherà il futuro della Spagna è proprio questo, e non è solo ed esclusivamente un discorso politico, ma c'è anche un discorso giudiziario, nel senso che si è in attesa di sapere quale sarà il destino dei leader che sono arrestati sotto forma di un arresto preventivo, e quindi sono in attesa di giudizio. È chiaro che se la giustizia spagnola dovesse condannare proprio questi leader, si aprirebbe un nuovo capitolo nella storia della Spagna. Se di contro invece la giustizia spagnola andrà ad assolvere i leader dei partiti indipendentisti, è chiaro che si potrebbe riaprire una nuova ennesima crisi con le conseguenze difficilmente procrastinabili. Benissimo, grazie mille anche a te Francesco. Allora ragazzi, andiamo un attimo in pausa pubblicitaria, poi ne approfitto per salutare Antonio Grizzuti, che non è qui con noi ma tornerà con noi giovedì prossimo, anche Marco Zanni. Allora adesso andiamo in pausa e ci risentiamo tra pochissimo. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda! Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43! Lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it
Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna. Mondoflex. Aprile, dolce dormire, diceva un vecchio proverbio. E a farvi dormire bene ci pensa la Mondoflex. Abbiamo una promozione straordinaria. Con l'acquisto di un materasso in memory, in regalo una bellissima rete ad oghe in faggio. Venite a trovarci, vi aspetto. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Rieccoci carissime amiche e carissimi amici di RPL, benvenuti, ben ritrovati. Allora vi ricordo che tra pochissimo alle 14 su per giù il direttore Giulio Cainarca sarà ospite della trasmissione Un giorno da pecora su Rai Radio 1. Allora con noi al telefono abbiamo sempre Alessandro Rico e Francesco Giubilei. Allora carissimi ragazzi, parliamo un po' di europee, no? Allora il ministro Salvini è arrivato a Budapest, in questo momento c'è l'incontro con Orban, ora al confine tra Ungheria e Serbia, scrive Salvini, felice di incontrare di nuovo il premier Orban e vedere con i miei occhi con quanta efficacia il suo governo contrasti l'immigrazione clandestina. Allora io vi chiedo cosa nascerà dall'intesa tra Salvini e Orban e poi altre domande. Allora Alessandro, prego. Finora era stata in realtà un'intesa a suo modo problematica, nel senso che noi ci ricordiamo l'assenza di Orban dal meeting che era stato organizzato dalla Lega, poi si era detto, no, perché Orban era impegnato altrove, insomma non era stato invitato. E in realtà lì c'era tutto il tema della posizione di Orban all'interno del Partito Popolare Europeo, no? Ci ricordiamo che il Partito Popolare Europeo inizialmente aveva minacciato addirittura l'espulsione di Fidesz, cioè del partito di Orban, poi si sono risolti a una sospensione temporanea che insomma sostanzialmente non nulla di fatto, perché al Partito Popolare Europeo, che perde voti ovunque, invece i voti e i seggi di Orban fanno molto comodo. Qui il tema è, come dicevamo prima, se i popolari scontano un'emorragia di consenso in tutti i paesi, dall'Italia dove perdono consensi da Forza Italia, alla Spagna dove i popolari sono in rotta, alla Germania dove pure la CDU della Merkel non è che proprio passi il suo momento migliore, è chiaro che hanno bisogno di guardare eventualmente a un'alleanza. Ora, o puntano a replicare il sistema che si è replicato, che si è già verificato con la commissione Juncker, quindi questa sorta di cross coalition, oppure si arriva veramente alla rottura, alla mossa, così al coup de théâtre per dirla alla francese, e si fa appunto l'intesa con i populisti, con i sovranisti, che credo sia quello che sta cercando di fare Matteo Salvini incontrando Orban, cioè provare a spingere attraverso Orban come testa di ponte i popolari tra le braccia dei sovranisti. Questo perché da una parte i populisti sicuramente otterranno dei grandi risultati all'europea, ma non avranno i numeri per governare da soli in Europa, per esprimere una commissione. Dall'altra parte il peso specifico dei popolari nei confronti dei socialisti potrebbe ridursi in maniera drammatica, e questo chiaramente al Partito Popolare Europeo non fa comodo. A quel punto addirittura potremmo figurarci la pazza idea di una rivoluzione all'interno del Partito Popolare Europeo con questa riconversione in senso sovranista. Non è una prospettiva facile, chiariamoci, perché insomma Juncker è quello che è, cioè gli esponenti del Partito Popolare si sono sempre espressi molto duramente nei confronti dei populisti, però data la situazione attuale non è da escludersi
che questo tentativo di Salvini e di Orban alla fine porti a qualcosa, se non altro porti a esprimere delle cariche istituzionali in seno alla prossima Commissione europea che non siano troppo sgradite ai sovranisti. Quindi staremo a vedere, secondo me, qualcosa di interessante verrà fuori. Cosa poi forse è ancora presto per dirlo. Francesco, tu come la pensi? Ma diciamo che nell'est Europa si gioca il futuro del progetto dell'internazionale sovranista di Matteo Salvini. È molto importante l'incontro di oggi con Orban, così come è stato importante l'incontro con Kaczynski, il leader di diritto e giustizia del partito polacco, perché è chiaro che nel gruppo di Visegrad i partiti sovranisti riusciranno ad ottenere dei risultati molto più importanti che in altre nazioni. L'auspicio è che con le elezioni europee si possa creare una maggioranza formata da un lato dai partiti sovranisti e dall'altro lato dalle forze popolari, nel senso che se si riuscisse ad ottenere una grande alleanza tra il PPE e il progetto dell'internazionale sovranista con il nuovo gruppo europeo che sorgerà, adesso vedremo nelle prossime settimane quale sarà il nome che verrà dato a questo nuovo gruppo nel Parlamento europeo, ci sarebbero sicuramente le condizioni per poter ragionare un reale e forte cambiamento dell'Europa. Credo che chi dovrebbe decidere da che parte stare, più che le forze sovraniste e conservatrici, nel senso che un asse tra l'ECR e il nuovo gruppo sovranista ci potrebbe essere già da oggi senza grosse difficoltà, però chi dovrebbe in realtà decidere da che parte stare dovrebbe essere il PPE e quindi i partiti popolari, perché all'interno del PPE ci sono tante anime, c'è un'anima più conservatrice, sovranista, che è quella di Orban, ma ci sono anche anime più liberali e più moderate. Ecco, se il PPE deciderà di mantenere un percorso di continuità rispetto a quella che è stata l'attuale Unione Europea e quindi andare a stringere un'ipotetica alleanza con le forze socialdemocratiche e dall'altro lato con i liberali, è chiaro che in questo caso sarebbe molto difficile poter far sì che si realizzi l'auspicato cambiamento delle attuali politiche dell'Unione Europea. Se invece il Partito Popolare riuscirà ad avere il coraggio di fare una scelta, se vogliamo anche in parte controcorrente rispetto a quella che è stata la propria storia, ma una scelta di discontinuità anche in linea rispetto a quelle che sono le esigenze dei popoli europei che si sono espressi nelle urne nei principali stati negli ultimi anni, soprattutto in linea rispetto a un cambiamento del mondo che è avvenuto negli ultimi anni proprio a causa di scelte errate e sbagliate da parte di quello che è stato l'establishment che fino ad oggi ha governato l'Unione Europea. Ecco, in questo caso i cittadini italiani e non solo i cittadini di tutta l'Europa potranno veramente pensare nella nascita di una nuova Unione Europea che si fondi ancor prima rispetto a quelli che sono dei concetti economici rispetto a cui si è fondata l'attuale Unione Europea, su dei concetti valoriali, su dei concetti etici e culturali da cui dovremmo ripartire, mettendo al centro poi da un punto di vista pragmatico anche dei cambiamenti rispetto a quelle che sono le politiche, da un lato sui temi migratori e dall'altro lato sui temi economici, che sono i due punti chiave attorno a cui ruota proprio la possibilità di questa alleanza. Benissimo. Alessandro, Filippo Daverio, che è lo storico dell'arte, docente, saggista, si candida con Più Europa e l'altro giorno a TG2 Post ha detto che Juncker è un ritardato mentale. E poi ti chiedo anche di commentare le dichiarazioni di Juncker ad un'intervista di un giornalista ungherese che dice: i fan del nazionalismo stupido pagheranno. Prego Alessandro. Diciamo che con questa intervista Juncker un po' dà ragione a Daverio, nel senso che non mi sembra la strategia più efficace per una commissione che è assediata dalla crescita dei populisti e dei sovranisti e che, come diceva giustamente Francesco, come ricordavamo prima, rischia appunto di vedersi costretta a rompere il vecchio asse PPE, PSE e a rivolgersi proprio a queste nuove formazioni anti-establishment, minaccia gli elettori che vogliono votare i partiti nazionalisti, che dovranno pagare un prezzo, qui le istituzioni alla fine cambieranno, quindi il nostro, quindi quello di noi europeisti è il vero patriottismo, il vostro è solo sciovinismo stupido, insomma in genere la minaccia e l'insulto nei confronti degli elettori e anche dei rappresentanti dei partiti di opposizione non sono proprio una strategia che elettoralmente paga. L'abbiamo visto clamorosamente nel 2016 quando Hillary Clinton insultò gli elettori di Trump dicendo che erano
basket of deplorables, quindi diciamo una sorta di secchio di persone deplorevoli, e poi ha scontato moltissimo questa strategia dialettica. Adesso però Juncker, ma come Juncker tanti altri, continuano a fare sempre lo stesso errore di insultare gli elettori. Quindi diciamo che forse Daverio ci ha visto giusto nel dire Juncker è un ritardato mentale, ma lui, Daverio, intendeva dirlo rispetto alla gestione del dossier catalano. Lì però ecco c'è un discorso molto inquietante dietro, perché poi uno dice vabbè, perché se Daverio dice che Juncker è un ritardato mentale si candida con più Europa? Tra l'altro ha detto l'Europa è una cricca franco-tedesca gestita da faccendieri lussemburghesi, quindi ha espresso un disprezzo totale per questa Unione Europea. Allora dice perché si candida con più Europa? Ora, a pensar male si fa peccato, e quindi lasciamo perdere le interpretazioni maliziose. Però il tema è, Daverio diceva Juncker ha sbagliato a gestire il dossier catalano perché la Catalogna voleva lasciare la Spagna entrando in Europa, quindi diciamo l'idea di una Catalogna indipendente europeista rafforzava la filosofia appunto pro-UE. La mia sensazione piuttosto è che invece il caso catalano dimostri uno dei grandi fallimenti dell'Europa, cioè che con le politiche economiche che ha adottato e con l'euro soprattutto ha aggravato gli squilibri economici e sociali interregionali. È successo in Spagna con la Catalogna rispetto all'Andalusia, è successo in Italia con il nord rispetto al sud, è successo in Germania con l'ovest rispetto all'est, e quindi ha disgregato le nazioni. Cioè il paradosso poi assoluto di questa gestione delle politiche economiche e finanziarie dell'Europa è stata che, lungi dal combattere i nazionalismi nel nome dell'unità degli Stati Uniti d'Europa, di tutte queste altre belle fantasticherie, in realtà ha agito per lacerare le nazioni esistenti, creando però degli ultranazionalismi e degli ultraregionalismi, che poi chiaramente il malcontento economico e per esempio l'idea catalana per cui loro economicamente sono indipendenti, non vogliono il carrozzone della Spagna del Sud, che magari può essere la stessa idea che hanno gli indipendentisti secessionisti in Italia, o più quelli che nella Germania dell'Ovest non sopportano la Germania dell'Est, è che allora noi possiamo farcela da soli, dobbiamo liberarci dei carrozzoni, e magari vestiamo questa rivendicazione economica con argomenti di tipo culturale, sull'identità, l'indipendenza e via dicendo. Per cui secondo me quell'affermazione poi nasconde il vero fallimento dell'Europa, che è stato quello di lacerare le nazioni e di produrre la risurrezione di ipernazionalismi e iperregionalismi, dividendo poi i tessuti sociali e aggravando gli squilibri economici interregionali. Francesco, tu vuoi aggiungere qualcosa su questo? Ma sì, io consiglierei a Juncker di leggere un bellissimo libro che è appena uscito in inglese, che si chiama La virtù del nazionalismo, scritto da Noddy, che è uno storico e studioso di origine israeliana, peraltro un libro che ha vinto il premio come miglior testo conservatore pubblicato nel mercato americano nell'ultimo anno, in cui all'interno del quale si spiegano non tanto le virtù del nazionalismo in sé, quindi con la traduzione italiana del termine nazionalismo, che ha nella nostra lingua talvolta un'accezione negativa, bensì le virtù della nazione, quindi l'importanza del concetto della nazione anche in un contesto come quello attuale. Io mi domando perché Juncker, che dovrebbe, anzi ricopre un ruolo istituzionale, continui a fare costantemente da anni, continui costantemente a fare da tempo campagna elettorale, perché de facto è quello che sta facendo Juncker, e soprattutto lo sta facendo ancora di più con interventi a tutti gli effetti politici sotto elezioni, quindi poche settimane dal voto, interventi che poi da un punto di vista elettorale abbiamo visto nel corso di questi anni si ritorcono contro, perché sono effettivamente contrari proprio a quello che è il volere popolare, però in realtà Juncker sta facendo de facto politica. L'intervento di Daverio credo che fosse più che altro una battuta, una buttata, una provocazione giornalistica e televisiva, tant'è che poi è stata ripresa anche dai principali media, però mi interrogherei su quale siano in realtà gli interessi, il reale pensiero di Philippe Daverio, che si va a candidare con una lista che è più Europa, che è una lista fortemente europeista, che addirittura richiede più Europa e addirittura
è in linea su quelle che sono le posizioni attuali dell'Europa. Io credo che quello che servirebbe è un'Europa delle nazioni, quindi un'Europa all'interno della quale quelle che sono le posizioni e le identità, la storia e le prerogative delle singole nazioni vengono non eliminate, bensì esaltate, e queste prerogative vengono poi tenute insieme a un fattore comune che deve essere un fattore comune di carattere, e qua torniamo su quanto dicevo prima, di carattere culturale, quindi le comuni radici, per esempio cristiane, le comuni radici culturali che ci sono alla base dell'Europa, tenendo sempre ben presente l'importante distinzione che vi deve essere tra il concetto di Europa e il concetto di Unione Europea, laddove l'Europa è un'entità storica, un'entità culturale, l'Unione Europea è invece un'entità politica, e come entità politica deve essere cambiata. Cioè, noi non possiamo pensare, non possiamo immaginare un'Europa dove il finlandese è uguale all'italiano, dove il portoghese è uguale al ceco. Dobbiamo mantenere quelle che sono le singole identità dei popoli, e le singole identità dei popoli molto spesso vengono esaltate e ricordate da quello che è la nazione. E poi sul caso della Catalogna è abbastanza paradossale la posizione di Juncker e la posizione dell'Unione Europea, perché se ci ricordiamo quanto è avvenuto con il referendum in Catalogna, l'Unione Europea ha subito preso le difese dello Stato spagnolo, quindi dello Stato spagnolo unitario, scongiurando a tutti gli effetti la possibilità di un'indipendenza della Catalogna. Ora, dopo 1 anno e mezzo, 2 anni, le posizioni che assume Juncker sono contrarie e si va ad attaccare il concetto di nazione e ad esaltare quindi indirettamente quelle che sono le propulsioni, le spinte indipendentiste della Catalogna, solo per il fatto di poter avere e aggregare quindi politicamente un'area che è più vicina da un punto di vista anche elettorale a quelle che sono le posizioni di Juncker, perché sappiamo che in Catalogna il Partito Socialista o comunque i partiti progressisti di sinistra hanno sempre avuto maggiori risultati rispetto ad altre aree della Spagna, come per esempio Madrid o come per esempio il sud della Spagna o altri territori che hanno invece una prevalenza elettorale di carattere opposto. Quindi le dichiarazioni di Juncker ancora una volta vanno lette come dichiarazioni non istituzionali ma politiche. Si tende sempre ad esaltare la figura dei tecnici, i tecnici che si salveranno, i tecnici che ci aiuteranno, ma nel momento in cui abbiamo delle figure che dovrebbero essere tecniche e invece vanno a fare politica, ecco, in questo caso il paradosso è doppio. Allora, ragazzi, abbiamo Lisetta, una nostra affezionata ascoltatrice. Non ti sentivamo da molto, Lisetta, come va? Ciao, buongiorno. Sì, come andate voi? Tutto bene? Sì. Tutto bene, tutto bene. Spero, l'importante è la salute. Allora io lascio da parte Juncker e voglio dire la mia oggi. Prego. Perché ragazzi, nessun politico oggi osa più pronunciare le parole espresse secondo me a Roma nel 1964, cioè dal primo presidente della Commissione europea Walter Einstein. Sì. In occasione del suo discorso di insediamento. Ma proprio qui, ragazzi, sta il problema dell'Europa, le crisi che da anni si susseguono all'interno della UE, cioè la crisi finanziaria, del debito, dell'euro greca, poi c'è stata l'Ucraina, dei migranti, del terrorismo, e tutta questa crisi, ovvero l'assenza di un'Europa politica, secondo me. A 25 anni di distanza dal Trattato di Maastricht non si intravede la minima traccia, e neanche ormai si vedrà più, perché al 26 dobbiamo votare, dopo si rivedrà. Comunque sì, è termino, perché si tratta di capire che non saranno mai gli stati nazionali a fare l'Europa, secondo me, bensì i cittadini europei, poiché soltanto loro hanno diritto a esercitare la propria sovranità. Vi saluto, arrivederci. Ti salutiamo, for President. Lisetta Alessandro, come commenti le parole di Lisetta? Molto simpatica, la signora ha ragione. Io l'unica cosa le direi, ha ragione a insistere sugli egoismi nazionali. Qui però più che sugli egoismi noi dobbiamo parlare dell'egoismo di una nazione, perché purtroppo qui è la Germania che ha sfruttato l'Unione Europea per soddisfare quella smania imperialista che aveva sempre manifestato in realtà fin dalla sua unità nazionale nel 1871. Di guerre ne ha provocate parecchio, non solo le 2 guerre mondiali, ma c'è stata anche la guerra con la Francia prima nell'Ottocento. Insomma, la Germania è stata sempre un elemento di instabilità in Europa. Probabilmente ha capito che attraverso l'Unione Europea poteva raggiungere quell'egemonia che non era riuscita a raggiungere con mezzi militari prima. Questo non significa voler dare dei nazisti ai tedeschi, cioè queste cose qualunquiste, però è un dato di fatto. Nel patto sociale, nella narrazione
nazionale tedesca, c'è questo ruolo egemone in Europa. Quindi è chiaro che il trattato di Maastricht e tutti i trattati europei, l'istituzione dell'euro, la BCE, la funzione della BCE, sono tutti quanti cuciti addosso alla Germania. Ora ovviamente voi direte, vabbè, però questi sono stati firmati anche dagli altri paesi. Certo, qui c'è stato un grosso problema infatti nella nostra classe dirigente, cioè purtroppo l'epoca del trattato di Maastricht si è incrociata con l'epoca del crollo della Prima Repubblica Italiana, che con tutti i suoi difetti però esprimeva una classe dirigente preparata e consapevole. Certo. Sostituita quella classe dirigente, per vari motivi che adesso non stiamo qui a ripercorrere, con una sorta di golpe giudiziario, quello che è venuto dopo è stata una classe dirigente totalmente prona ai diktat degli stranieri, forse per interesse, forse per ignoranza, forse perché era convinta che quel fallimento dell'Italia fosse un fallimento storico dovuto all'incapacità dell'Italia di autogovernarsi. Cioè, se voi ci fate caso, nelle classi dirigenti europeiste italiane dal 92 in poi c'è un'insistenza ossessiva sul tema del vincolo esterno, cioè sull'idea che a noi serva un trattato, una regola, una qualche forma di controllo esterno che ci impedisca di fare i cattivi ragazzi, di fare debito, di fare inflazione, di fare svalutazione, e quindi ci agganci, diciamo, alla regola aurea che seguono gli altri paesi, quali in realtà abbiamo visto sono molto più furbacchioni di noi, perché la Francia si è sempre infischiata del deficit PIL, la Germania si è sempre infischiata dell'attivo nella bilancia commerciale, se ne è sempre infischiata del surplus che ha sul bilancio, e quindi però questi non hanno mai avuto una procedura di infrazione per questa loro sistematica violazione degli stessi trattati che a noi ci vengono rinfacciati costantemente. Quindi noi abbiamo scontato fondamentalmente una debolezza politica, una debolezza di carattere, una debolezza di classi dirigenti che ci hanno portato a questa ossessione per il vincolo esterno, e quindi ci hanno consegnati a un meccanismo che poi era stato cucito addosso alla Germania, perché come sappiamo l'euro è lo strumento attraverso il quale la Germania ha svalutato enormemente e attraverso il quale invece gli altri paesi hanno di fatto sono entrati in deflazione, una deflazione permanente che hanno potuto correggere o tentare di correggere fallendo, come è successo in Italia con Monti, soltanto distruggendo la domanda interna, per citare letteralmente quello che lo stesso Monti disse in un'intervista. Quindi è chiaro che questa Unione Europea è votata a un meccanismo economicamente, finanziariamente perverso, che ha ingenerato tutto il malcontento, se vogliamo, il risorgere dei nazionalismi, dei sovranismi, dei populismi, della diffidenza nei confronti dell'establishment, tutti fenomeni giustificati da uno fallimento storico di questa Unione Europea. Quindi finché noi non capiamo questo, finché noi non ci rendiamo conto che dobbiamo smetterla anche di vivere questo complesso di inferiorità nei confronti degli altri paesi dell'Unione Europea, da questo sistema perverso non usciamo dal sistema dell'egoismo più che degli egoismi nazionali, dell'egoismo tedesco. Benissimo. Allora, Francesco, tu sei giovanissimo, no? Sei del 1992, giusto? Sì, esatto. Ho visto che hai scritto numerosissimi libri, ti chiedo come nasce la passione per la scrittura. Il tuo ultimo libro è Europa sovranista, se non sbaglio. Sì, esatto. L'ultimo libro che ho pubblicato è uscito proprio in questi giorni, si intitola Europa sovranista, da Salvini alla Meloni, da Orban alla Le Pen. In questo saggio tratto quelli che sono i principali partiti sovranisti a livello europeo, andando a toccare un po' le nazioni europee, quindi dall'Ungheria alla Repubblica Ceca, dalla Polonia alla stessa Spagna, alla Francia, alla Germania, per poi concentrarmi anche sulla situazione italiana. Curiosamente nel mercato editoriale mancava una pubblicazione in cui si trattasse quella che era la galassia sovranista a livello europeo, perché sentiamo utilizzare molto spesso questo termine sovranismo, ma viene utilizzato talvolta con un'accezione negativa, altre volte senza essere spiegato di che cosa sia in realtà il sovranismo, altre volte viene utilizzato come sinonimo di populismo, quando in realtà vi sono delle differenze da un punto di vista di dottrina politica tra il sovranismo e il populismo. E all'interno del libro tratto e affronto un argomento che vuole essere anche in parte provocatorio, che è proprio quello della classe dirigente, ovvero dico che quello che servirebbe al giorno d'oggi, quello che servirebbe alla nostra nazione, all'Italia, che in parte sta avvenendo, ma quello che servirebbe soprattutto anche a livello europeo, non è tanto un sentimento di antipolitica, quindi un sentimento contrario alle
classi dirigenti, bensì quello che servirebbe è una buona politica. Come può avvenire questa buona politica? Riprendendo quello che aveva detto l'ascoltatrice, la buona politica avviene con dei politici che hanno a cuore quelle che sono le volontà, gli interessi anzitutto dei cittadini e in secondo luogo anche gli interessi nazionali, e in questo caso quindi l'auspicio che tratto all'interno del libro è che da qua ai prossimi mesi, ai prossimi anni possa nascere una nuova classe dirigente, che sia una classe dirigente sovranista e una classe dirigente conservatrice, non solo come sta avvenendo già nel nostro paese a livello nazionale italiano, ma anche a livello internazionale e quindi a livello europeo. E da questo punto di vista quindi il progetto che si sta portando avanti all'internazionale sovranista, all'internazionale conservatrice, è senza dubbio un progetto molto, molto importante per cercare di ottenere e raggiungere questo risultato, che deve essere quindi prioritario proprio per l'obiettivo, con il tentativo di cambiare l'Europa. Perfetto. Carissimo Alessandro, tu invece di cosa ti occuperai in questi giorni sulla Verità? Allora, come ti avevo annunciato lunedì, avremo nei prossimi giorni forse una sorpresa interessante, cioè andremo a sentire che cosa ha da dirci l'anti-Greta. Voi sapete che nei giorni scorsi è uscita è balzata agli onori delle cronache questa quindicenne svedese che invece si batte contro l'immigrazione di massa, contro il gender nelle scuole. Noi abbiamo provato a dire, vabbè, fermo restando che secondo la Verità, anche secondo me, ai ragazzini bisogna lasciar fare i ragazzini e non scaraventarli nell'agone politico internazionale, però visto che nessuno ha sentito che cosa aveva da dire questa ragazza, noi abbiamo avuto la curiosità, ovviamente con il permesso della madre, di sentire la sua versione dei fatti. Quindi questo è. Poi probabilmente, ma anche qui non vorrei anticipare troppo, ci andremo a occupare di un tema delicatissimo, che è quello dei fallimenti delle imprese, di tutti gli avvoltoi del fallimento, ma su questo magari torneremo la prossima settimana ad approfondire. Perfetto, allora grazie mille a Francesco Giubilei, presidente della Fondazione Tatarella, del Movimento di Idee Nazione Futura e fondatore della casa editrice Giubilei Regnani, e grazie mille ad Alessandro Rico, giornalista della Verità. Alessandro, con te ci sentiamo anche in settimana prossima, ti ringrazio, buona giornata a tutti e due. Buona giornata e saluti agli ascoltatori. Grazie mille, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata. Avete ascoltato Filo Diretto,